Buongiorno, buona domenica e benvenuti a questa edizione di TG Sicilia. I titoli del nostro telegiornale. Insultato e aggredito a Enna il giovane che denunciò gli abusi di padre Rugolo. Minacciata una dottoressa dell'ambulatorio di Palma di Montechiaro, solo l'ultimo caso di una serie di violenze contro i medici in prima linea. Bufera alla Fiera del Turismo di Vienna, nello stand della Calabria che rappresenta l'Italia, la Sicilia e la Sardegna sono state escluse. L'ira dei sindaci siciliani che chiedono chiarimenti all'assessore regionale al turismo, Elvira Amata. L'associazione Nessuno Tocchi Caino a Catania per sensibilizzare sulle condizioni di sovraffollamento delle carceri siciliane. Calcio in Serie C, il Catania regola il Cirignola e si allontana dalla zona pericolo, mentre il Messino tiene un punto a Latina e resta in corsa per i play-off. Ancora buongiorno, apriamo con la cronaca. Enna, aggredito e insultato in strada il giovane che aveva denunciato padre Rugolo, condannato per abusi sessuali su minori. Il servizio è di Gerry Italia. Si respira un'area di forte tensione ad Enna, a poche settimane dalla sentenza del tribunale che ha condannato a 4 anni e 6 mesi don Giuseppe Rugolo per violenza sessuale su minori. Una tensione che sta crescendo visibilmente dopo l'annullamento del divieto di dimora per il sacerdote che abbiamo sperimentato personalmente. Avevamo raggiunto con una troupe Antonio Messina, il giovane archeologo che ha denunciato gli abusi subiti da don Rugolo, nell'ambito di un'inchiesta sui fatti di Enna, ma appena terminata l'intervista di fronte al Duomo cittadino, il giovane e la nostra troupe sono stati attaccati e insultati in maniera sempre più violenta. L'autore dell'aggressione sarebbe un sedicente appartenente alla confraternita di Maria Santissima della Visitazione, che già qualche tempo prima aveva aggredito verbalmente Antonio Messina. Solo grazie al nostro intervento diretto, a scudo del ragazzo e all'aiuto di un passante che ha portato via l'aggressore visibilmente alterato, non si è arrivati allo scontro fisico. L'aggressione è avvenuta all'indomani della notizia della revoca della misura cautelare che impediva a Rugolo di rientrare a Enna. Da anni il sacerdote è stato trasferito a Ferrara, dove risiedono i suoi familiari. I nostri timori erano fondati. Il rientro di Rugolo a Enna sta facendo crescere la tensione, dice l'avvocata Eleanna Parasiliti, che assiste la vittima e che si era opposta alla richiesta di revoca della misura cautelare avanzata dai difensori del prete. Temiamo per la vittima, aggiunge la legale, ma anche per tutte le persone che si sono occupate di questo caso. Il trentenne, per questo episodio, che è stato anche ripreso dalle telecamere, presenterà una segnalazione alla polizia. La confraternita di Maria Santissima della Visitazione intanto prende le distanze e si dissocia completamente dal responsabile e condanna fermamente quanto accaduto ad Antonio e alla troupe giornalistica coinvolta. Uno spiacevole episodio, fanno sapere dal CDA, incompatibile con i valori che animano la nostra confraternita. Ancora un'aggressione ai danni di un operatore sanitario, vittima una dottoressa della Guardia Medica di Palma di Montechiaro nell'Agrigentino. Pensate, si era rifiutata di rilasciare un certificato medico falso. Davide Sarto. Non si arresta l'escalation di aggressione e di violenza a danno del personale sanitario, letteralmente in trincea, in ospedali e ambulatori spesso carenti di attrezzature e nelle piante organiche. Adesso bersaglio di un paziente è stata una dottoressa in servizio all'ambulatorio di medicina generale a Palma di Montechiaro nell'Agrigentino. Lina Petrucci sarebbe stata insultata e minacciata verbalmente da un suo paziente all'interno dello studio medico. Ad alterare l'uomo sarebbe stato il mancato rilascio di un certificato medico da parte della dottoressa. In verità, secondo quanto spiegato dal medico, lo stato di salute del paziente non sarebbe stato tale da giustificare un certificato medico che altrimenti sarebbe stato falso. Lui si è infuriato e ha coperto la dottoressa di insulti e minacce. La malcapitata è scappata via, si è recata in caserma e lo ha denunciato ai carabinieri. A seguito di quanto accaduto, il presidente dell'Ordine dei Medici di Agrigento, Santo Pitruzzella, ribadisce l'appello a predisporre degli appositi servizi di sicurezza nei presidi sanitari. E parliamo sempre di aggressione ai medici. La CGIL attribuisce queste aggressioni al fatto che i pronto soccorso sono affollati e c'è carenza di personale. Ci racconta tutto Emanuela Corsi.
Noi che siamo in trincea chiediamo l'aumento di risorse umane intendo medici, infermieri e personale di supporto. Contro le aggressioni nelle strutture sanitarie non solo telecamere e posti di polizia, ma più medici e infermieri. È l'appello della CGIL che ha organizzato un sit-in in difesa della sanità siciliana in tutte le province dell'isola. A Catania i manifestanti davanti all'ospedale Garibaldi Centro denunciano la carenza di personale e pronto soccorso sovraffollati, che spesso diventano teatro di episodi di violenza e minacce nei confronti dei sanitari. Ma noi da tempo diciamo che bisogna potenziare la medicina del territorio, ovviamente più case di cura, più ospedali di comunità che erano oltretutto previste nel piano nazionale di ripresa e resilienza, quelle potrebbero smaltire i pronti soccorsi, perché le aggressioni al personale sanitario avvengono proprio per gli affollamenti e la gente è disperata. Dietro questa carenza di personale c'è anche la grande fuga verso la sanità privata. È chiaro che molti medici stanno andando verso il privato perché vengono anche pagati meglio rispetto alla sanità pubblica. È chiaro che il numero chiuso nelle università è un problema, è ovvio che il tema del personale è un tema che va affrontato a 360 gradi, noi chiediamo più assunzioni, è chiaro che potenziare la sanità è potenziare praticamente la tutela del cittadino. Adesso parliamo della bufera alla Fiera del Turismo di Vienna, scatenata dallo stand della Regione Calabria, che nell'immagine appunto di questo stand aveva lo stivale dell'Italia senza la Sicilia e la Sardegna, che sono state escluse. Allora è scoppiata l'ira dei sindaci, almeno dei sindaci siciliani, che adesso chiedono chiarimenti all'assessore regionale al turismo. Il servizio è di Francesco Aloi. Non è possibile che qualcuno abbia volutamente voluto realizzare qualcosa del genere, stentiamo anche a crederlo. Difficile da credere, ma è la realtà. La Sicilia e la Sardegna non sono nel logo dell'Italia. Siamo alla Fiera del Turismo di Vienna e nello stand della Calabria, che rappresenta tutto il paese, questa è l'amara sorpresa. I sindaci sono imbestialiti. Siamo il comune di Erice qui presente, il comune di Solchino, il comune di Noto e noi come Piazza Armerina. È un messaggio che vogliamo lanciare, anche un atto di denuncia, perché non è ammissibile che in una fiera così importante del turismo internazionale vi sia il padiglione della Calabria che tagli di netto le due isole principali, la Sicilia e la Sardegna. L'Italia è tutta unita, ribadiscono i sindaci, che così si rivolgono all'assessore regionale al turismo Amata. Queste immagini all'estero sicuramente ci mortificano e per cui chiediamo veramente agli organi nazionali di programmare una promozione dell'Italia a 360 gradi. Se da un lato c'è chi parla di uno scherzo o di una gaffe, dall'altro c'è chi definisce tutto questo una colpevole omissione. A pensarla così è la neogovernatrice della Sardegna, Alessandra Todde. Ma l'umore è nero anche fuori dalla politica. Siciliani e sardi si sentono offesi. Adesso parliamo di migranti in gravi condizioni sulla Ocean Viking, che nella notte ha accompagnato i 23 superstiti dell'ultimo naufragio del barcone della Libia, partito dalla Libia, li ha accompagnati a Catania. Andate a vedere le loro condizioni per noi. Eva Spampinato. Erano molto stremati perché il viaggio è stato molto lungo, da quelle poche notizie diciamo che siamo riusciti ad avere è stato un viaggio di quasi una settimana, non hanno mangiato per tanti giorni. Sono sbarcati al porto di Catania intorno alle 3 della notte scorsa i 23 superstiti di un naufragio lungo le rotte della speranza, anzi della disperazione. La nave Ocean Viking, che li ha salvati, doveva proseguire il suo viaggio fino ad Ancona, ma le condizioni degli uomini e delle donne richiedevano un intervento immediato e così si è subito messa in moto la macchina catanese dell'accoglienza e del soccorso, con Croce Rossa, Protezione Civile, ASP e Questura. In 21 adesso si trovano qui al centro di prima accoglienza di via Forcile, mentre 2 sono ricoverati all'ospedale Cannizzaro. Molti sono arrivati disidratati e noi ovviamente li abbiamo accolti nel migliore dei modi. Uno di questi 2 ragazzi è affetto, ha presentato positività al Covid, ma anche una patologia gastrointestinale, quindi probabilmente dovrà essere studiato e verrà ricoverato presso il nostro reparto di malattie infettive. L'altro invece presenta delle ustioni da carburante o
verosimilmente da carburante, ai glutei, alle ginocchia e ai piedi. Stando ai drammatici racconti dei naufraghi, sarebbero morti in 60. Sì, la cosa triste è questa. Le condizioni che hanno presentato questi ragazzi già dimostrano la grande, estrema precarietà di questo trasbordo, perché le ustioni da carburante vuol dire che sono rimasti a contatto con liquido infiammabile per più tempo. Per questo motivo infatti abbiamo messo a disposizione appunto una psicologa, potenziando il servizio che già noi offriamo normalmente durante il lavoro che facciamo qui dentro. Intanto il via vai di pullman che trasportano migranti qui in via Forcile prosegue. C'è chi arriva da Porto Empedocle dopo essere sbarcato a Lampedusa e chi invece va via verso altri centri di accoglienza italiani. E adesso parliamo della Pasqua che si avvicina e del caro voli che pagano di tasca ovviamente i siciliani, i turisti che vorrebbero venire sull'isola. Questa volta però in maniera più contenuta rispetto al Natale, perché sembra minore l'impatto anche grazie agli sconti regionali allargati da un paio di giorni a tutti i voli da e per la Sicilia. Manlio Viola. Prezzi ballerini per i voli da e per la Sicilia a 2 giorni dal lancio della nuova tornata di aiuti e sconti della Regione per i residenti dell'isola che devono viaggiare. Appena 48 ore fa il Presidente Schifani ha annunciato l'allargamento degli sconti ai voli da e per l'isola da tutti gli aeroporti italiani, dopo l'esperimento che da Natale ad oggi ha riguardato soltanto i voli da e per Milano e Roma. Il 25% di sconto per tutti i residenti, il 50% per le categorie speciali, ma anche per Pasqua gli sconti vengono in gran parte assorbiti dagli aumenti dei prezzi dei biglietti per le feste. Un volo da venerdì a lunedì di Pasqua per Palermo o Catania e ritorno dai principali aeroporti italiani, oltre Roma e Milano, Bologna, Torino, Genova e Verona, costa in media fra i 230 e i 260 euro a persona. Prezzo ragionevole rispetto a quelli di Natale, ma che comunque rende difficoltoso spostare una famiglia, ad esempio, di 4 persone. La Regione è cosciente che non basta e lo stesso Schifani ammette che occorre rompere il sistema delle concorrenze. Solo se cresce l'offerta caleranno i prezzi, ma non basta la nascita di Aero Italia, la cui offerta non preoccupa minimamente le compagnie che già operano sulle tratte siciliane. La Regione non sembra invece intenzionata a prendere in esame la proposta Ryanair, che non ha aderito agli sconti e che chiede di abrogare le tasse regionali, provinciali e comunali di imbarco e di soggiorno. Adesso ci occupiamo della disperata situazione delle carceri in Italia e in Sicilia. Nei giorni scorsi sono arrivati a Catania gli esponenti di Nessuno Tocchi Caino, che hanno trovato anche la collaborazione del movimento politico per le autonomie con Raffaele Lombardo in prima linea, e allora si è puntato il dito in questo incontro ovviamente sulle condizioni insopportabili di sovraffollamento delle celle. Ci racconta tutto Marco Carli. Rendere note le condizioni di sovraffollamento delle carceri, sensibilizzare sul crescente numero dei suicidi, 24 dall'inizio dell'anno, una volontà precisa di Nessuno Tocchi Caino, Lega Internazionale di Cittadini e di Parlamentari. Chi di dovere, questa è la volontà, prenda le decisioni adeguate su una situazione che va via via aggravandosi e che sta arrivando ai livelli che portarono 10 anni fa alla condanna dell'Italia da parte della Corte Europea per i diritti umani. Così nasce anche una proposta di legge. Abbiamo voluto limitare la proposta di legge al sovraffollamento. Tenete presente che noi in Italia siamo andati vicini alla vera riforma dell'ordinamento penitenziario e sempre per questioni elettoralistiche, per paura di perdere voti, quella riforma non si fece. Il Movimento per l'Autonomia ha aderito al grande satyagraha proclamato da Nessuno Tocchi Caino e che ha preso avvio il 21 gennaio con uno sciopero della fame a cui partecipano centinaia di cittadini e detenuti. Abbiamo un sovraffollamento insopportabile delle carceri, carenza di personale tra le guardie carcerarie, come ben sappiamo, perché dobbiamo considerare anche la loro condizione, molti episodi di violenza, un disagio tale che poi comporta, come sapete, un altissimo numero di suicidi. Devono essere rieducati, devono espiare dignitosamente la loro pena e non vivere in condizioni che di umano hanno poco. Adesso andiamo a Favignana, dove è stata inaugurata la mostra permanente dedicata alla baronessa Franca Florio, la moglie di Ignazio Florio, l'imprenditore più ricco della Sicilia di fine Ottocento. Bella, intelligente, donna Franca è considerata la regina della Belle Époque siciliana. Laura Spanò.
Favignana celebra l'eleganza di Donna Franca Florio, lo fa con una mostra permanente inaugurata nel palazzo che fu proprio residenza della famiglia Florio sull'isola. Le sale di Palazzo Florio accolgono 4 riproduzioni sartoriali di abiti e monili indossati da Donna Franca, una celebrazione della bellezza e dell'eleganza nel periodo della Belle Époque, sullo sfondo di una Palermo sfavillante e ricca di fermenti a cavallo tra 800 e 900. Principale attrazione dell'esposizione è la riproduzione dell'abito indossato da Donna Franca nel ritratto realizzato dal pittore Giovanni Boldini, donato da Prada Group al comune di Favignana. L'originale è conservato presso la Galleria della Moda e del Costume di Palazzo Pitti, e poi ancora 3 vestiti realizzati dalla sartoria del Teatro Massimo di Palermo nell'ambito di un progetto promosso dall'area marina protetta Isole Egadi con fondi del Ministero della Cultura. Grande apprezzamento per l'iniziativa è stata espressa da Chico Paladino Florio. Favignana, come al solito, è sempre puntuale in questi eventi legati alla famiglia, eventi che danno risalto a quest'isola e soprattutto nella conservazione di quello che è la storia di quest'isola. Alla mostra si aggiunge un ulteriore allestimento al primo piano dedicato alle attività economiche condotte dalla famiglia Florio nella Sicilia occidentale. Attraverso iPad di ultima generazione sarà possibile effettuare dei tour virtuali nei principali siti produttivi e luoghi diventati celebri. Ci avviamo alla completa musealizzazione di Palazzo Florio, è un'offerta nuova di qualità culturale, storica, di memoria che noi diamo ai visitatori e a quanti scelgono di venire nelle nostre isole, che assieme all'ex stabilimento Florio troveranno un percorso quasi completo quando sarà restaurata anche la chiesa di Sant'Antonino dell'itinerario storico-culturale dei Florio. All'inaugurazione ha partecipato anche una rappresentanza della scuola dell'infanzia primaria e secondaria dell'Istituto Comprensivo Antonino Rallo. Adesso ci fermiamo, una piccola pausa, poi il calcio. Ben trovati nella seconda parte del nostro TG Sicilia, parliamo di calcio e allora cominciamo con il Catania perché si respira già l'aria di Coppa Italia, perché la squadra si sta concentrando per l'impegno di martedì prossimo con il primo round della Coppa Nazionale di categoria che si giocherà a Padova. Il servizio. Vittoria sporca, vittoria sofferta, col brivido, comunque la si veda, vittoria, che può servire anche a riannodare il filo con la fortuna, oltre ad avere un'importanza capitale per la classifica e per il morale. Vittoria che, va detto a chiare lettere, non nasconde le consuete pecche del Catania, fisiche, di gioco, soprattutto mentali. Nella ripresa dopo il pari il Cerignola ha avuto le chance per vincerla, ma alla fine i sorrisi sono per gli etnei, a partire da quello di Chiricò che ha messo a segno il rigore dell'1-0, tornando al gol dopo quasi 3 mesi. Sono veramente felicissimo, soprattutto per la vittoria, ma poi finalmente è arrivato il gol in un momento, diciamo, delicato della stagione, no? E questa partita per noi oggi era veramente troppo importante. Il 2-1 col Cerignola, un successo che in campionato mancava da quasi un mese, matura dopo un secondo tempo in cui il Catania si ferma, abbassandosi e disunendosi. L'avvisaglia è un gol divorato da Malcore al secondo minuto. Il bomber dei pugliesi non sbaglia però poco più tardi, fa 1-1 e manda il Catania in bambola. Ci sono stati 10 minuti senza... Non voglio essere presuntuoso, soltanto io potevo capire quello che stavano provando, perché passano gli anni ma la tensione e l'adrenalina che ti può dare questo campo in un senso o nell'altro è quella. Dunque c'è stato un momento che avrei dato tutto me stesso per aiutarli, per spingerli. Nel momento più difficile però ecco Zammarini, è una bella azione dei rossazzurri, 2-1 che vale tanto, come detto, nonostante la prestazione, e adesso si pensa al Padova per la Coppa, probabilmente con un Di Carmine in più. Adesso parliamo del Messina che esce indenne dalla doppia trasferta di Benevento e Latina e resta in corsa per i play-off. A Mastroianni replica Zunno e allora ci racconta tutto Sergio Colosi. Il risultato è lo stesso, la prestazione no. Il Messina dopo Benevento porta a casa da Latina un nuovo pareggio, si avvicina alla salvezza e rimane in corsa per i play-off. Secondo 1-1, ma questa volta prestazione poco brillante. Di positivo però il punto che è pesante, senza correre grossi rischi, finale a parte. I gol entrambi nel primo tempo realizzati da Mastroianni e Zunno, che hanno raggiunto quota 7 nella classifica dei marcatori. Mastroianni al minuto 10
invece ha finalizzato un'iniziativa dalla sinistra di Ercolano, con la difesa avversaria distratta e piazzata male. Il buon avvio del Latina ha messo in crisi il dispositivo organizzato da Modica, che nei 3 reparti ha preferito Polito, Giunta e Luciani. Il Messina però ha identità di gioco, sa soffrire e colpire al momento opportuno, come al 29esimo, con il diagonale di Zunno dopo uno scambio con Giunta. Una paratona di Fumagalli, un errore di Fabrizi e un intervento di testa sulla linea del moldavo Dumbravano salvano i peloritani in chiusura dei 2 tempi. Nel mezzo tantissimi errori da una parte e dall'altra. La fiducia concessa da Modica a Luciani non gli basta per rilanciarsi. Fase offensiva non pervenuta negli ultimi 15 metri, mentre nel finale il Latina lavora il Messina ai fianchi. L'1-1 però tiene e rinvia ogni sentenza alle prossime giornate. Questa è l'ultima notizia, il nostro telegiornale finisce qui, a seguire ci sarà la rassegna stampa curata oggi dal collega Marco Carli. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata a tutti. Buongiorno, buona domenica e benvenuti a questa edizione di TG Sicilia, i titoli del nostro telegiornale. Via libera dal Comitato Tecnico Scientifico ai termovalorizzatori in Sicilia, il primo si farà a Catania nella zona di Pantano d'Arci. I trattori continuano la protesta, da quasi 2 mesi sono in presidio a Sambuca di Sicilia in attesa di interlocuzioni con la regione siciliana. Da Winget al calcio Catania, fino ai treni del gol. Dopo anni di silenzio, Nino Pulvirenti racconta al punto la sua parabola imprenditoriale. Marmi spaccati e spazzatura dentro la fontana senza acqua. In pieno lungomare a Catania, il monumento ai caduti trasformato in monumento al degrado. L'obiettivo è proteggere la biodiversità, ma le 17 aree naturali della regione non sempre vengono tutelate. A Vendicheri presentate le nuove iniziative contro incuria e incendi dolosi. Oggi è la giornata mondiale della torta, sinonimo di festa e dolcezza, vi mostreremo quelle che vanno di moda. Calcio, il City Group conferma Corini sulla panchina del Palermo, nonostante la batosta casalinga contro il Venezia. In Serie C il Catania ha già la testa alla finale d'andata di Coppa Italia contro il Padova. Il Messina, dopo gli incoraggianti risultati in trasferta, crede ancora nel traguardo play-off. Ancora buongiorno, apriamo il nostro telegiornale con i termovalorizzatori, anzi con un solo termovalorizzatore che si farà a Catania ed ha già ottenuto il primo via libera del Comitato Tecnico Scientifico e Ambientale. È la prima volta che una commissione ufficiale dice un sì a un termovalorizzatore in Sicilia, anche se il percorso è ancora lungo. Manlio Viola. Arriva il primo sì a un termovalorizzatore, anche se provvisorio e vincolato. È comunque un parere storico che viene espresso dal Comitato Tecnico Scientifico per le autorizzazioni ambientali della Sicilia. Si può dunque partire con le procedure per la realizzazione non di 2, ma di un solo termovalorizzatore da fare a Catania, così come era stato lasciato intendere dall'assessore Roberto Di Mauro. Per la reale partenza delle procedure di appalto e realizzazione però bisognerà attendere un altro parere vincolante, ovvero il nulla osta dell'autorità d'ambito. Sono 14 quesiti ambientali sui quali le autorità competenti dovranno esprimersi perché il termovalorizzatore sia realmente autorizzato. Dunque non è ancora un vero e proprio via libera, ma comunque un passo avanti significativo. Il progetto riguarda un mega impianto che verrà realizzato in contrada Pantano d'Arci, nella zona industriale di Catania, non lontano dai megastore dei colossi Ikea e Leroy Merlin. L'impianto da 550.000 tonnellate di rifiuti l'anno è quello proposto dalla Sea Energy, prevede un investimento di circa 350 milioni di euro. L'impianto di Catania da solo coprirebbe il fabbisogno di circa 350 comuni dell'isola,
dell'isola, quindi la sua realizzazione potrebbe chiudere il cerchio e stoppare la costruzione del secondo termovalorizzatore, fino ad ora previsto dal piano a Bellolampo sopra Palermo. Naturalmente si tratta di un impianto per rifiuti non pericolosi che avrà 2 linee di termovalorizzazione. Parte delle ceneri prodotte verranno utilizzate nella filiera dell'acciaio, mentre circa un quarto del prodotto residuo verrà trasformato in energia. La procedura sarà comunque accelerata, visto che per la realizzazione delle infrastrutture per i rifiuti il governo nazionale ha nominato il presidente Renato Schifani commissario straordinario. La struttura commissariale dovrà comunque aggiornare il piano regionale dei rifiuti, un passaggio che sarà formalizzato a breve e adottato dallo stesso governatore proprio in virtù dei poteri commissariali. Adesso ci occupiamo della protesta del comparto agricolo che non si placa, anzi continua da 1 mese e mezzo il presidio permanente nello svincolo da e per Sambuca di Sicilia, dove mercoledì prossimo è atteso l'assessore Luca Sammartino. Il servizio. Va avanti la mobilitazione degli agricoltori. In Sicilia il presidio fisso da quasi 1 mese e mezzo è allo svincolo da e per Sambuca di Sicilia. Agricoltori e allevatori in croce, lo slogan che campeggia su uno dei tanti cartelli, sul quale è in bella vista il simbolo della crocifissione. Qui siamo al Viale Europa, al centro di Alcamo, 24 ore fa. È paralisi. Non si placa dunque la rabbia del mondo agricolo. In Sicilia, uno dei fronti più attivi della protesta, la mobilitazione coinvolge ormai migliaia di imprenditori e lavoratori che sono in ginocchio per la crisi del comparto, dovuta anche alla mancanza di iniziative concrete della politica. L'attesa e la speranza è ora per mosse concrete. Il giorno 20 riceveremo al presidio Vulfa l'assessore Sammartino, si parlerà in primis dei consorzi di bonifici. Il giorno 22 invece ci sarà una grossa manifestazione a Palermo di tutti i comparti siciliani e lavoratori, e ci saranno pure altre 7 regioni in rappresentanza del loro territorio, della loro regione. Il presidio permanente organizzato dal Movimento Spontaneo dei Produttori Agricoli della Valle del Belice va avanti dal 5 febbraio e crea certamente disagi alla viabilità, ma serve per tenere accesa l'attenzione sui rischi che corre l'agricoltura di tutto il paese. La prima cosa che chiederemo è lo stato di crisi nazionale del comparto agrozootecnico. Un'altra cosa che chiederemo è il riequilibrio dei titoli PAC fra nord e sud, tanti altri punti che le diremo il giorno 22 nella manifestazione che ci sarà a Palermo. Non ci fermeremo qui, ribadiscono i manifestanti. Sono anni che ci sforziamo per far sentire la nostra voce, stavolta vogliamo risposte. Un uomo di 34 anni è morto a seguito di uno schianto intorno alle 19:30 di ieri a Santa Venerina. Viaggiava a bordo di una Golf che per cause ancora in via di accertamento è finita contro un muro. Altri 3 incidenti questa mattina invece sull'autostrada Palermo-Catania e sulla statale Palermo-Agrigento nella zona di Bolognetta. Il ferito più grave è una donna rimasta vittima dell'accappottamento dell'autovettura nella zona di Termini Imerese in direzione Palermo. Ospite al punto della trasmissione di Telecolor c'è stato ieri l'ex presidente del Catania Calcio e patron di Winjet, Nino Pulvirenti. Con lui abbiamo ricostruito la vicenda dell'Italia e i treni del gol. Ci racconta tutto Francesco Triolo. Se io devo essere accusato di qualche cosa, devo essere accusato se esiste il reato di coglionaggine. Da Winjet al Calcio Catania, da Alitalia ai treni del gol. Sono passati più di 10 anni, ma le ferite sono aperte ancora. Nino Pulvirenti, il patron, il presidente, si è raccontato e ha raccontato la sua verità e il punto su Telecolor, ricostruendo il percorso che lo ha visto salire sull'Olimpo del calcio e dell'imprenditoria, per poi cadere all'improvviso, a cominciare dalla vicenda Winjet e dal tentativo di accordo con Alitalia. Io mi stavo mettendo in mano a questi personaggi che di fatto da là a 6 mesi... È stato un po' così, leggero possiamo dire. Ma leggero, ma erano considerati patriotti, cioè Berlusconi li chiamava i capitani coraggiosi. C'è un'intervista di Prodi, che se volete sul Corriere della Sera, dove dice chiaramente, perché lui la voleva vendere, se ricordiamo bene, qualche anno prima ad Air France KLM, no? Arrivò Berlusconi impostò tutta la sua campagna politica sul fatto che Alitalia doveva restare agli italiani. Quindi io come posso pensare che siamo di fronte a una società decotta, che di fatto è decotta, cioè durano altri 6 mesi solo perché rubano, fra virgolette, le tratte a Winjet senza pagare un euro.
Sul calcio Catania, Pulvirenti, ancora, non si rende conto invece come possa esserci un'accusa per un corruttore, ma nessun presunto corrotto. Esiste oggi un processo in cui non c'è coinvolto nessun giocatore dal punto di vista penale e nessuna società. Fermo. Ne esiste un altro che è ancora peggio, che è quello sportivo, che parliamo di giustizia sommaria, dove neanche là c'è nessuno. E attento, un giocatore potrebbe anche essere compromesso e quindi diciamo condannato per omessa denuncia. Cioè io vado da Gaiano, gli dico te la vendi la partita, lui mi dice no, ma non mi denuncia, ok? Lui è passibile a livello sportivo. Non c'è nessun giocatore, nessuna società che ha subito nessuna sanzione. Adesso cambiamo argomento, la storia dimenticata. Nell'oblio il monumento ai caduti di tutte le guerre. Molti catanesi lo osservano, lo guardano, lo deturpano alcuni, ma non sanno neanche di che cosa si tratti. In effetti in passato era stata effettuata una raccolta di firme per demolirlo. Siamo al lungomare con Tonino De Mana. I faretti dell'illuminazione trasformati in cestini dei rifiuti, scritte ovunque, vetro disseminato qua e là, manca persino la targa. Molti catanesi lo guardano, lo deturpano, ma non conoscono neanche il nome. Per chi non lo sapesse, si tratta del monumento ai caduti di tutte le guerre e si trova in Piazza del Tricolore a ridosso del lungomare. Di sicuro chi lo percorre o chi viene a visitarlo dovrà stare molto attento, in primis a non cadere dalle scale, rotte in più punti e quindi pericolose. Cade a pezzi la struttura, vandalizzata e presa di mira da graffitari e incivili. L'immagine simbolo è questa, con una vasca piena di rifiuti e l'acqua putrida all'interno. Sono tante le segnalazioni alla nostra linea di WhatsApp e la prima a rivolgersi a noi e quindi a scrivere al numero 342 74 55 005 è questa signora che denuncia lo stato totale di abbandono di questo monumento. Sono passata tante volte da qui e non sapevo a cosa si riferisse, cosa celebrasse. Quindi già non c'è una targa, non c'è qualcosa di riferimento e poi in queste condizioni è un monumento fatiscente. Siccome so che il sindaco di Catania è molto attivo, io effettivamente mi sento in dovere di segnalare questo. Le condizioni sono precarie, proprio bruttissime, quindi un monumento questo dovrebbe essere, penso, tenuto molto efficiente, molto pulito. Un'opera di architettura moderna in cemento armato che meriterebbe miglior sorte, almeno per due motivi. Conservazione e promozione potrebbero stilare un piano di gestione affinché questo bene possa essere utilizzato, diventare elemento attivo della città invece che servire soltanto per buttare via cartaceo delle passeggiate col cane. In passato è stata effettuata anche una raccolta firme per demolirlo. Da tempo, invece, si parla di riqualificarlo. Nel dubbio, al momento, resta nell'oblio. Adesso ci spostiamo a Vennicari, nella zona di Noto, dove c'è stato un convegno per celebrare i 40 anni dell'istituzione di 17 aree protette. Le riserve però non sempre vengono rispettate. Sugli incendi invece Federparchi chiede più controlli per abolire e per mettere alla sbarra i piromani. Ci racconta tutto Francesco Aloi. Sole, mare e storia, ma la Sicilia è anche natura. Parchi, aree marine, riserve, luoghi da amare e preservare, sempre più meta di visitatori. Negli ultimi anni abbiamo visto una presenza molto importante, nonostante che dal 2020 la riserva ormai è fruibile solo attraverso il pagamento di un ticket. Vennicari, nel Siracusano, come altre 16 aree protette, veniva istituita 40 anni fa. Proprio qui, con un convegno, si fa il punto della situazione. Anche se obiettivamente le riserve sono nate 44 anni fa con la prima riserva, che è quella dello zingaro. Centinaia e centinaia di specie diverse arricchiscono la fauna protetta in Sicilia. Vennicari è una zona umida di interesse internazionale e quindi la maggior parte dell'avifauna è avifauna migratoria che passa dai nostri pantani per poter poi continuare la migrazione. Proteggere l'ambiente per proteggere l'uomo. La tutela della biodiversità è fondamentale.
significa proteggere l'uomo anche per il futuro, perché la biodiversità significa anche difenderci meglio da quelle che in futuro possono essere attacchi batterici. L'uomo come amico della natura, ma può diventare anche nemico. I piromani che hanno mandato in fumo ettari ed ettari di Sicilia ne sanno qualcosa. Bisogna aumentare i controlli, la vigilanza e il monitoraggio, bisogna fare in modo che si fermano queste mani criminali. Antipasto di primavera a San Giovanni Licuti, in acqua anche il temerario Achille, 94 anni, e non sentirli. Il servizio. Achille, 94 anni, è uno dei primi a tuffarsi in acqua a San Giovanni Licuti, ma per lui è consuetudine. Lo fa in inverno, figuriamoci, a pochi giorni dalla primavera. È una vera e propria invasione nel caratteristico borgo marinaro catanese. Chi passeggia, chi porta a spasso il cane, chi prende il sole e chi si getta in mare per una nuotata salutare. L'acqua è fredda, più fredda la trovo meglio mi sento, e le faccio i bagni tutto l'anno, anche d'inverno, specialmente d'inverno, perché i bagni d'inverno sono più salutari di quelli estivi. È un vero e proprio antipasto d'estate, anche se d'inverno da queste parti non si è mai visto. Si può dire estate con le temperature che stiamo avendo qua a Catania. Alle sue spalle vediamo un Achille scatenato, 94 anni. Beato lui che se li porta bene, insomma, riesce ancora ad avere questa voglia, questa forza di fare questi bagni. Maglioncino, giubbotto, non le viene quasi voglia di mettersi in costume? Sì, veramente sì, perché sto sentendo caldo con questo sole. In attesa di costumi e infradito, questa romantica coppia catanese percorre San Giovanni Licuti, ma pensa già ai primi bagni. E ora a giugno, quando aprono i lidi, che noi no, vogliamo stare comodi nel lido, sedere sdraio qua nella sabbia e ci piace guardare gli altri. Mano nella mano, per oggi solo una passeggiata, domani chissà. Straordinarie queste immagini, anche grazie al clima. Adesso parliamo di torte, perché è stata istituita ufficialmente nel 2015. Oggi è la giornata mondiale delle torte, dalla tradizionale cassata siciliana alle torte in pasta di zucchero, fino alle ultime tendenze, torte vintage con scritte ironiche. Vediamo quali sono quelle che vanno di moda con Eva Spampinato. Oggi è la giornata mondiale della torta. Ma quando ti dico torta, cosa pensi? Qualcosa di dolce, un compleanno. Sinonimo di feste e di traguardi, di tempo trascorso in famiglia, tra cucina e tavole imbandite, una torta non è solo un dolce buonissimo da mangiare, ma è anche un modo per dimostrare agli altri il piacere di condividere una gioia. Dalla tradizionale cassata siciliana alle torte in pasta di zucchero fino alle ultime tendenze, puntando anche sui prodotti del territorio. Dalla torta al limone, all'arancia, alle fragoline che noi abbiamo qua a Lettina, si può usare dal pistacchio alla nocciola al fico d'India. Che sia tradizionale o innovativa, la torta è la regina della festa. Le nuove tendenze sono le vintage cake. Praticamente sono delle torte stuccate in crema di burro con degli rigori, chiamiamoli così, che io faccio con le sacca poche, con i vari beccucci. E le ultime tendenze la vogliono assolutamente ironica. E poi sopra mi dicono la frase da scrivere, di solito sono frasi simpatiche, particolari, che comunque rispecchiano il carattere del festeggiato, della festeggiata. Ho scritto: se non mi trovi cercami da Zara. Una torta che è andata virale. Non sto zitta se ho torto, figuriamoci se ho ragione. Compleanni, matrimoni, feste per bambini, la moda vuole che sia personalizzata e abbinata al tema dell'evento. Facciamo spesso degli sweet table completi. Molte volte si opta per la torta scenografica finta. Accompagniamo con torte da mangiare, biscotti decorati, cupcake, K-pops. L'importante è che poi la torta faccia la fine giusta, senza finire in faccia a nessuno. E soprattutto speriamo che siano sempre buone. Ci fermiamo per una piccola pausa, poi un'ampia pagina di calcio. Nella seconda parte del nostro telegiornale parliamo di sport, cominciamo con il Palermo, il calcio. Eugenio Corini resta alla guida del rosanero nonostante la batosta contro il Venezia. Momento delicato per i siciliani che venerdì sera hanno detto addio alle residue speranze di promozione diretta. Marco Ulla.
Eugenio Corini resta al Palermo nonostante i risultati della formazione rosanero dicano altro. 6 sconfitte in casa sono tante, l'ultima, quella rimediata con il Venezia, ha messo a nudo tutti i limiti di una squadra che sembrava aver trovato la maestra via. Poi un blackout. Il Palermo non è maturo per giocarsi la promozione diretta. Parma, Venezia, Como e Cremonese hanno qualcosa in più. Inoltre la spaccatura tra Corini e la piazza è ormai netta, con la contestazione dei tifosi nei confronti dell'allenatore al termine dello 0-3 con i lagunari. Con Corini, che resterà in sella fino al termine della stagione, l'obiettivo minimo adesso per i siciliani è il miglior piazzamento in zona playoff. Il nostro obiettivo è, partita dopo partita, riuscire a posizionarsi il meglio possibile. Finché c'è speranza, noi bisogna dare il massimo per metterci nella miglior posizione. Adesso la sosta per le nazionali. Il Palermo tornerà in campo nella giornata di Pasquetta, l'1 aprile, per affrontare il Pisa fuori casa. E adesso parliamo del Catania, che si prepara alla finale di andata di Coppa Italia di martedì prossimo in casa del Padova. Etnei che confidano in un ritorno di Di Carmine per provare a dare continuità dopo la vittoria col fiatone ottenuta in campionato contro il Cerignola. Marco Carli. Se la vittoria con il Cerignola sarà stata un toccasana per il morale e soprattutto per la serenità del gruppo Catania lo sapremo col tempo. Certo è che il gol di Zammarini al culmine di una ripresa in cui a meritare di più sono stati gli avversari ha aperto la strada al meglio all'andata della finale di Coppa Italia di Padova. In palio un trofeo e anche un'altra potenziale iniezione di fiducia se si riuscirà a venire fuori al meglio da una prima sfida in casa di una squadra che è seconda nel girone A, autrice di una stagione di gran lunga migliore dei rossazzurri, ma reduce da una sconfitta e 2 pari nelle ultime 3. Prima però erano arrivate 5 vittorie di fila. Adesso comunque dobbiamo tornare a essere fiduciosi, queste partite, queste vittorie comunque ci aiutano a trovare fiducia e per il proseguo sia del campionato che della Coppa e cercare di trovare positività soffrendo queste gare che ci aiutano. E dobbiamo andare avanti continuando a lavorare giorno per giorno perché sicuramente non abbiamo fatto niente. Rossazzurri che in trasferta non raccolgono punti dal 2 febbraio e che a Padova saranno seguiti da un gran numero di tifosi previsti fra 2.000 e 2.500 sostenitori etnei. C'è poi la questione infortuni. Di Carmine è fondamentale per esempio in un attacco che senza di lui ha mostrato ulteriormente le sue pecche. Ma speriamo per Di Carmine e Quaini. So che non stiamo rendendo come tanta gente si aspettava, però è anche un momento delicato. Ci prendiamo quello che viene adesso. Adesso parliamo del Messina che esce indenne dalla doppia trasferta di Benevento e Latina e resta in corsa per i playoff. A Mastroianni replica Zunno. Ci racconta tutto Sergio Colosi. Il risultato è lo stesso, la prestazione no. Il Messina dopo Benevento porta a casa da Latina un nuovo pareggio, si avvicina alla salvezza e rimane in corsa per i playoff. Secondo 1-1, ma questa volta prestazione poco brillante. Di positivo però il punto che è pesante e senza correre grossi rischi, finale a parte. I gol entrambi nel primo tempo realizzati da Mastroianni e Zunno, che hanno raggiunto quota 7 nella classifica dei marcatori. Mastroianni al minuto 10 ha finalizzato un'iniziativa dalla sinistra di Ercolano, con la difesa avversaria distratta e piazzata male. Il buon avvio del Latina ha messo in crisi il dispositivo organizzato da Modica, che nei 3 reparti ha preferito Polito, Giunta e Luciani. Il Messina però ha identità di gioco, sa soffrire e colpire al momento opportuno, come al 29esimo, con il diagonale di Zunno dopo uno scambio con Giunta. Una paratona di Fumagalli, un errore di Fabrizi e un intervento di testa sulla linea del moldavo Dumbravano salvano i peloritani in chiusura dei 2 tempi. Nel mezzo tantissimi errori da una parte e dall'altra. La fiducia concessa da Modica a Luciani non gli basta per rilanciarsi. Fase offensiva non pervenuta negli ultimi 15 metri, mentre nel finale il Latina lavora il Messina ai fianchi. L'1-1 però tiene e rinvia ogni sentenza alle prossime giornate. Adesso parliamo di calcio, anzi di calcio a 5 perché lo spettacolo è assicurato oggi al Pala Catania dove la Meta riceverà Genzano per la sfida al vertice del campionato di Serie A. In palio ci sono i piazzamenti nella griglia dei playoff scudetto. Il servizio.
Calcio a 5 di alto livello al Pala Catania. Oggi alle 18:15 il migliore della nazione, visto che c'è il big match della Serie A fra Meta Catania e Genzano. Quinta contro terza, entrambe impegnate nell'entusiasmante lotta per il secondo posto, alle spalle di una Olympus Roma che sta facendo corsa a sé. Mancano 4 partite alla fine della stagione regolare, poi sono in programma i playoff scudetto e magari la possibilità di bissare la finale del 2020-2021, ma è troppo presto per parlarne. Più importante dire come la Meta sia arrivata alla partita di oggi: 3 vittorie consecutive in casa con Ciampino, stiamo vedendo i gol, e in trasferta con Sandro Abate Avellino e Sala Consilina, che hanno rilanciato la squadra dopo un febbraio caratterizzato da molti pareggi della sconfitta di Pomezia. Con Genzano sarà anche sfida fra bomber, le 17 reti di Caruso contro quelle dell'Etneo Podda, 17 gol, 9 nelle ultime 4 gare. Insomma, spettacolo assicurato al Pala Catania per un pubblico appassionato pronto a sostenere i rossazzurri, impegnati da anni nel futsal nazionale che conta. Questa è l'ultima notizia, allora il nostro telegiornale finisce qui, noi vi ringraziamo per averci seguito, vi auguriamo un buon proseguimento di domenica a tutti.